Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto adesso risponderò alle domande del gruppo di Facebook e anche alle domande dei miei amici del diario. Risponderò alle prime 5 domande, quindi nominerò le persone, e la data di nascita e la domanda che fanno e la risposta col pendolino. Quindi sposterò la mano destra per far scorrere il mouse, cioè il mouse, la pagina, per vedere bene i nomi. E iniziamo con Elisabetta Rebecchi. Elisabetta Rebecchi del 24387 che chiede: buongiorno, vorrei sapere se quando troverò lavoro più gratificante. Grazie. Adesso vediamo prima di tutto se troverà il lavoro. Quindi posizioniamo la domanda. Elisabetta Rebecchi, se troverà lavoro, se troverà in futuro lavoro, sì. E vediamo adesso la seconda domanda, che è implicita: se sarà più gratificante. Vediamo il pendolino cosa dice. Allora, il pendolino dice alla Elisabetta Rebecchi che sì, lo troverà, ma non sarà per il momento più gratificante di quello che ha già in questo periodo. Quindi un lavoro ci sarà, ma non sarà sicuramente gratificante. Però chiaramente è per il momento. Bene, vediamo alla seconda domanda. La Heidi, buongiorno, avrò ancora problemi con la casa e il comune? Facciamo la domanda. La Heidi chiede se avrà ancora problemi con la casa e il comune. Effettivamente vediamo che qualche problema ci sarà, Heidi, qualche problemino ci sarà ancora col comune e il comune, ma da come vediamo il pendolino molto lento, ci ha messo molto, e quindi vuol dire che saranno comunque problemi leggerini. Altra domanda, Antonella Macci, buongiorno, vorrei sapere se il lavoro procederà in modo positivo. Antonella 280665. Vediamo un po'. Allora, Antonella Macci, sì, il lavoro procederà in questo momento in modo positivo. Vedete? Bene, facciamo un'altra domanda e vediamo Donatella Valentini. Marietto chiede a me, il mio compagno 8965 troverà lavoro a breve. Allora, Donatella Valentini per il momento sarà ancora un po' impegnativo trovare il lavoro a breve, quindi dovrà avere ancora un po' di pazienza, perché il pendolino va verso il no in questo momento qua. Magari troverà qualcosa, ma non è sicuramente qualcosa di interessante. Bene, quindi ci fermiamo un attimino e andiamo a vedere invece le domande che hanno posto. Anzi, no, vediamo ancora Mere Amato, perché è la quinta che Mere Amato chiede. Lui tornerà da me. Allora, prima di tutto ci sono le date: 22/10/74 lui, 21/07/65 io, cioè nel senso da Mere Amato. Adesso questo dato qui non è precisissimo perché manca il nome di lui, però vediamo di cercare di chiedere a Pendolino se lui tornerà da me, cioè dalla Mary Amato.
attualmente dalle informazioni che ho col pendolino direi che non c'è proprio un grande ritorno di fiamma, sarà un po' difficile attualmente. Bene, e queste sono le risposte per il diario. Adesso vediamo per gli amici del gruppo di magia Sibille Trocchi Radiestesia. La Sara Angius dice se posso, vediamo un po' la domanda. Io Sara Angius 18 12 71 vorrei sapere se un mio fidanzato mi spia su Facebook con falso profilo. Concentriamoci bene, fermiamoci, partiamo. Per la Sara Angius, se è spiata dal suo ex fidanzato con un falso profilo. Vediamo che non è né un sì né un no, perché è più un no, ma molto risicato, molto combattuto, quindi vuol dire che sicuramente c'è stato qualcosina, ma attualmente vediamo che non sei spiata, ma molto probabilmente in passato c'è stato qualcosa di importante, perché vediamo che il pendolino dopo grande incertezza ha detto no, quindi Sara molto probabilmente in passato qualcosina c'è stato. Poi Laura Grazia 231072 vorrei sapere se riuscirò a ultimare la casa nuova, grazie, vediamo. Beh, da questa risposta direi che il pendolino dice che la Laura Grazian molto probabilmente riuscirà a terminare la casa nuova. È un pochettino impegnativa la cosa, sicuramente avrà la possibilità, certo qualche ostacolo ci sarà, però vediamo che il pendolino va sul sì, non è un sì decisissimo, però. Poi Elisabetta Vecchi ha già fatto la domanda prima nel mio diario, e vediamo la Teresa Logallo. Riuscirò a trovare presto lavoro? Maria Grazia 24 1990. Rispondiamo alla Teresa Logallo se riuscirà a trovare presto un lavoro, ripeto, queste sono le domande del gruppo Magia Sibille Trocchi Radiestesia, dove siamo moderatori lei Legata e Marietta Veneziano. La domanda è di Teresa Logallo: riuscirò a trovare presto un lavoro? Allora, vediamo che il pendolino molto lentamente va sul sì, e quindi direi di sì. Bene, cari amici, anche per oggi questo incontro di radiestesia con le domande gratuite, le prime 5 domande gratuite. Oggi abbiamo visto le domande del diario del vostro Marietto Veneziano e del gruppo dove il Marietto Veneziano e il De Garda sono moderatori. Grazie cari amici, e se non vi siete ancora iscritti al canale di De Garda e Marietto Veneziano, o se volete farlo sarebbe bello, e anche venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook.